Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen, l'appuntamento della sera in cui un attimo stacchiamo dal lavoro, dallo studio, dalle fatiche e questo ci permette un attimino di andare a dormire un po' più leggeri o comunque di aprire la mente verso quello che è un attimo il pianeta dell'Oriente. Allora, questi tipi di storie, l'ho detto fin dall'inizio, hanno soprattutto dei risvolti marziali e sono nate appunto per fare compagnia a tutti quelli che le praticano. Ovviamente le visioni che io vi propongo sono dei parallelismi, non sono per forza le spiegazioni complete, specifiche e dirette che vorrebbero come significato originale. Certo, cerco sempre di fornirvi anche quello, però cerco anche di dargli delle interpretazioni personali che puntino a scatenare qualcosa nei praticanti, negli insegnanti o comunque in chi ha desiderio a crescere nelle arti marziali. Detto questo, per alcuni di voi che mi hanno scritto ieri, per iscriversi al canale basta aspettare la fine del video e cliccare in alto a sinistra. Vi compare iscriviti, cliccate lì e siete subito iscritti. Se non vi compare è perché probabilmente vi hanno condiviso il video con WhatsApp. Andate su YouTube e cercate la playlist 101 Storie Zen. Detto questo, leggiamo la nostra storia. Un Buddha. A Tokyo, nell'era Meiji, vivevano due illustri insegnanti molto diversi tra loro. L'uno, Unsho, istruttore di Shingon, osservava scrupolosamente i precetti di Buddha. Non beveva mai alcolici e non mangiava mai dopo le 11 del mattino. L'altro insegnante, Tanzan, professore di filosofia all'Università Imperiale, non osservava nessun precetto. Quando aveva voglia di mangiare, mangiava e quando aveva voglia di dormire durante il giorno, dormiva. Un giorno Unsho fece visita a Tanzan e lo trovò che stava bevendo del vino, che un buddista non dovrebbe mai nemmeno assaggiare. Salve fratello, lo salutò Tanzan, ne vuoi un bicchiere? Io non bevo mai, esclamò Unsho solennemente. Chi non beve non è neanche umano, disse Tanzan. Vorresti dire che sono inumano solo perché non mi concedo bevande alcoliche? Disse in collera Unsho. Se non sono umano, allora che cosa sono? Un Buddha, rispose Tanzan. La storia è un po' comica, fa quasi ridere, nel senso che alla fin fine Tanzan dice accidenti, sei così scrupoloso, così rigoroso che ti sei perso anche nel linguaggio. Io non bevo mai. Se non bevi non sei umano, nel senso se non bevi acqua, se non bevi per dissetarti, non sei neanche umano. Anche perché in questa storia ci sono appunto questi due maestri di Zen, uno che segue le regole totalmente e che segue completamente i precetti, l'altro che fa un po' quello che vuole e segue quella che è la sensazione naturale di quello che dovrebbe fare. Il bello di questa storia è che non dice che uno dei due ha ragione, semplicemente fa notare come i due si guardino, fa capire come una persona che sembra totalmente di principi, precetti e regole, agli occhi di una persona che in un certo qual modo non è che non li ha di meno, possa sembrare un attimino cadere da questo piedistallo e cercare di apparire di più a un essere come una statua, un oggetto e non un soggetto. Cioè, quello che cerca di far capire Tanzan è che l'umano è imperfetto. L'umano non è totalmente assente dallo sbagliare o dal affrontare positivamente le regole. L'essere umano, se ha avuto bisogno di creare delle regole, è perché di fatto non le seguiva. Non so se state seguendo voi il ragionamento, ma è molto complicato. Se l'essere umano è imperfetto, ovvio, cerca di tendere alla perfezione, come nel judo facciamo la tecnica o il kata e cerchiamo di rendere i movimenti perfetti. Non sono mai del tutto perfetti, c'è sempre qualcosa che si può aggiungere, migliorare, modificare, ritoccare. Ecco, l'obiettivo non è nel essere completamente scrupolosi al manuale, l'obiettivo è migliorare nel tempo.
Con questo non voglio dire che Tanzan ha ragione e che dovete fare quello che vi pare, eh? Anzi, probabilmente la vita di questo primo maestro Zen molto fedele ai precetti non è così sbagliata, anzi incarna quasi un Buddha, sembra quasi un essere sovraumano. La cosa incredibile è che appunto lui non dice di se stesso che è un essere sovraumano, lui di se stesso dice ah quindi sarei inumano, non umano perché non bevo. Si sta autoaccusando in un qualche modo, secondo me, sta cercando di dimostrare che lui non è superiore, però in qualche modo è migliore. In realtà abbiamo già affrontato questo tema, non c'è un migliore, solo perché qualcuno sbaglia di più non vuol dire che sia meno di valore come essere umano, come persona. È questo che secondo me questa storia cerca di definire, che non è che se uno segue di più le regole e uno le segue di meno, noi dovremmo sempre e solo prenderci cura di quello che segue le regole. Noi dovremmo prenderci cura di tutti. So che è molto complicato e potremmo stare a parlarne per ore e ore di questo tema, ma spezzo una lancia. Tante volte io vedo molti ragazzi che sono bravi in una parte della disciplina. C'è chi è più bravo in lotta a terra, c'è chi è più bravo nelle proiezioni in piedi. Ognuno ha delle capacità in cui è più bravo, ognuno ha degli aspetti e dei lati che cura e coltiva di più, anche a livello culturale. A uno piace più la filosofia, a uno più la storia, a uno la matematica, la fisica, i baricentri, lo studio di quelle che possono essere le fasi fisiche che portano una tecnica. Ecco, tutte queste cose non sono da disprezzare, anzi fanno sì che ci sia la differenziazione delle persone. Siamo unici, ma non dobbiamo renderci perfetti e tutti uguali, dobbiamo cercare di arrivare a quello e sarà una guerra quotidiana, sarà una guerra dura che durerà tutta una vita. Il concetto base è uno solo: seguire i precetti, sì, non seguirli, no. Seguire e fare quello che si sente non è neanche così sbagliato, però. Questo voglio dirvi. Tanzan, che segue molto le sue sensazioni, ho fame, mangio, ho sete, bevo, ho sonno, dormo, ragazzi, ricalca esattamente lo status dei bambini e dei più piccoli. E che cosa gli dà al bambino questo tipo di stile di vita? Lo fa crescere, lo fa ingrandire nel corpo, lo fa maturare, gli fa costruire fisico, idee, pensieri, articolare l'alfabeto e quindi poi parole, dalle parole nasceranno frasi e lì riuscirà a migliorare la comunicazione con gli altri. Cioè non è che la naturalezza di qualcosa sia da escludere perché non segue delle regole. Questo secondo me ci vuole dire la storia e soprattutto attenzione a come ci percepiscono gli altri. Persone troppo perfette e troppo corrette possono recare fastidio a chi invece ha uno stile di vita allo sbando. E è giusto perché è totalmente allo sbando. Qui però parliamo di un professore universitario, Tanzan, che non è così allo sbando, anzi vive sulla cresta della naturalezza e nel judo e anche nell'aikido molte sono le sensazioni che si devono ricondurre ai movimenti naturali. E quindi mi viene da dire, siamo sicuri che sia o un modo giusto o l'altro? No, sono semplicemente due vie diverse che portano a una stessa vetta. Ecco, ognuno di voi nella propria arte marziale sarà costretto spesso a dover scegliere agonismo, kata, mi dedico all'aiuto all'interno del dojo, della palestra, preferisco essere di sostegno in qualche altro modo, ma sempre legato al gruppo. Ci sono varie possibilità per gli allievi, come ci sono varie opportunità anche per gli insegnanti di crescita. Quello che vi voglio dire è: ognuno non si costruisca in base a dei precetti, ma in base anche a quello che ama, a quello che gli piace. Perché l'essere umano è portato anche ad avere delle, non dico ambizioni, ma dei desideri, delle situazioni in cui, ah che bello che è fare lotta a terra, wow, la mia tecnica preferita è questa.
Se fossimo perfetti non avremmo una tecnica preferita, ci verrebbero tutte bene. Se fossimo perfetti non avremmo un kata che amiamo di più di un altro, perché siamo perfetti, li sappiamo fare tutti bene. E invece no, l'essere umano ha il desiderio di avere simpatia per un kata piuttosto che per un altro, avere affinità con una persona piuttosto che con un'altra. Questa è la caratteristica naturale dell'essere umano. Altrimenti possiamo tranquillamente diventare delle belle statue, dei bei Buddha, però sì, non è sbagliato, ripeto, però non è probabilmente la strada di tutti, può essere la strada di alcuni. Resta il fatto che l'inizio apre con due maestri di Zen, quindi di fatto ognuno di loro poi era riuscito a diventare maestro Zen. Non c'è un percorso privilegiato e non è che se uno segue i precetti arriverà di sicuro e chi non li segue non arriverà mai. Anche questo discorso è da fare su questa storia. Il mio invito è a ognuno di voi a scoprirsi per quello che è il proprio naturale assetto a seguire la via. Quindi non forzatevi, non legatevi troppo a un solo metodo di fare, un solo libro. Siate curiosi, siate avidi di curiosità, dovete leggere tanto, studiare ancora di più, confrontarvi con tantissime persone. Questo vi porta a ingrandire il bagaglio culturale e soprattutto ad avere tante persone con cui condividerlo dopo. A seguire troppo sempre lo schema, attenzione, non dobbiamo diventare delle statue, ok? Cerchiamo di essere delle ottime persone sulla terra invece che degli dei sulla terra. Non siamo Buddha, noi dobbiamo essere delle persone. Questo è quello che penso io di questa storia. Questa è veramente molto personale. Poi a ognuno la sua libera interpretazione. Un saluto e alla prossima. Ciao!